Questa mattina, terza prova, di che scuola sei? ITIS Città della Vittoria, sono uscite le materie Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni, che è una materia, sistemi e reti, matematica e inglese. E qual è stata la più difficile tra queste? Matematica è sempre la più difficile. Sempre la più tosta, insomma. Sì, è la più tosta, sì. Attenzione, domanda chiave. Si riesce un po' a copiare? Si riesce, ma io non ho copiato. Adesso con l'orale come sei? Sei preparato, emozionato? Sì, sono abbastanza preparato, sì, ce l'ho sabato e quindi riesco a prepararmi ancora un po' meglio, insomma. Quindi di che scuola siete? Ragioneria di Vittorio Veneto. Che materie sono uscite questa mattina? Diritto, inglese e matematica e francese. E c'è stata qualche domanda che vi ha lasciato un po' a sorprese? Sì, ad esempio diritto non ce l'aspettavamo, ma anche matematica. Poi vabbè, lo studio non è stato dei migliori e quindi un po' di difficoltà. Anche per me diritto e matematica sono state un po' dure, speriamo bene. Domanda chiave, si riesce un po' a copiare? Dipende. Certi ci sono riusciti, certi no. Adesso avete l'orale, come siete? Emozionate? Pronte? Io sono abbastanza agitata, speriamo di riuscire a studiare bene tutto e manca poco e poi è finita. Io per ora sono tranquilla perché tra 2 settimane poi però ovviamente ci sarà l'ansia che giocherà il suo ruolo. Oggi, terza prova, di che scuola sei? Il liceo classico di Vittorio Veneto, Marcantonio Flaminio. Che materie sono uscite questa mattina? Inglese, fisica, storia dell'arte, greco e matematica. La materia più facile e quella più difficile? Greco più facile e matematica la più difficile. E cosa è uscito di matematica che ti ha messo magari un po' in difficoltà? È una parte sull'ultima parte del programma, sugli integrali, che era un po' complicata, però in qualche modo sono riuscito a fare, insomma. Grazie, oggi terza prova, di che scuola siete? Liceo classico. Sì, siamo in classe insieme. E che materie sono uscite questa mattina? Sono uscite inglese, letteratura greca, matematica, fisica e storia dell'arte. Qual è stata la più facile e qual è stata la più difficile? La più facile penso inglese e storia dell'arte, mentre la più difficile è matematica. L'area scientifica sembra più difficile per noi, quindi sì, direi anch'io fisica e matematica. Attenzione, domanda chiave, si riesce un po' a copiare? Oddio, oggi proprio no. Oggi era più difficile perché la stanza era piccola e c'erano tanti occhi che ci guardavano. Ma non quindi... c'è neanche il tempo. Ora con l'orale come siete? Tra quanto ce l'avete? Io sono alla fine, il penultimo giorno, quindi ho abbastanza tempo per studiare e ripassare. Io sono a metà, però anche lì c'è una decina di giorni per prepararsi, quindi sono abbastanza tranquilla. Quindi con la mente si è un po' già alle vacanze, direi. Sì, dai. Sì, dai. Di sicuro questo pomeriggio sì. E il prossimo anno sapete già cosa fare? Io penso di fare psicologia per un futuro studio di criminologia. Io proverò a entrare a interpretariato e traduttori e se non dovesse andare bene devo ancora pensare all'alternativa, quindi spero che vada e basta. Che materie sono uscite questa mattina? Allora è uscita fisica, matematica, inglese, storia dell'arte e letteratura greca. Qual è stata un po' la domanda magari più difficile che ti ha messo un po' in difficoltà? Per quanto mi riguarda non è che sia una cima in matematica, quindi diciamo mi sono preparata più sulle materie umanistiche o comunque su quelle di letteratura, e matematica è stata un po' ostica per me, anche se in realtà oggettivamente non erano così difficili, però ho puntato su altro per la preparazione, diciamo, quindi. Domanda, attenzione, si riesce un po' a copiare? Dipende, sinceramente io sono abbastanza cagasotto, quindi non ho avuto questo coraggio, però se scaltro magari riesci a strappare qualcosina, però diciamo sempre difficile perché si aggirano tutti intorno. Meglio non rischiare. A breve l'orale, come sei? Sei pronta? Mi manca ancora italiano, però 2 settimane, quindi sarò pronta, sì. Che materie sono uscite questa mattina? Matematica, fisica, arte, greco e inglese. Qual è stata un po' magari la più difficile, quella che ti ha messo un po' più in difficoltà? Matematica, ovviamente. Sembra essere un po' il problema per tutti, in effetti. Cosa vi hanno chiesto? Ci hanno chiesto di risolvere un integrale e poi di risolvere una funzione, i primi punti di uno studio di funzione.
e essendo al classico è sempre quella che è un po' più ostica. E le 2 prove precedenti come sono andate? Sono andate. Latino era abbastanza semplice e italiano anche, quindi non male. E adesso, ultima fatica con l'orale. Come sei? Sei pronta? Emozionata? Emozionata sì, ma ancora non pronta, inizierò a studiare adesso, finita la terza prova. Questa mattina, terza prova, di che scuola sei? Del classico di Vittorio Veneto. E che materie sono uscite? Sono uscite storia dell'arte, fisica, matematica, greco e inglese. Qual è stata la più facile e la più difficile delle domande? Allora, più facile o più difficile? Penso dipenda comunque da cosa uno ha studiato meglio. Io per esempio ho trovato più facile inglese anche perché abbiamo avuto un'ottima professoressa, mentre ho trovato un po' più difficile matematica e fisica perché l'ho trascurate un po' di più durante l'anno scolastico. Attenzione alla domanda, si riesce un po' a copiare? No, diciamo che almeno io non ci ho neanche provato perché comunque mi sembrava non molto fattibile, io poi ero in primo banco quindi e ci sono molti prof che girano, quindi Sarebbe stato un po' rischioso, insomma. direi proprio di sì. Adesso, ultima fatica con l'orale, tra quanto ce l'hai? Come sei? Sei pronta? Ce l'ho il 6 luglio, quindi ancora un bel po' di tempo per prepararmi, ovviamente ho iniziato a studiare, però bisogna sempre raffinare lo studio. Le materie, cosa è uscito questa mattina? Sono uscite letteratura greca, storia dell'arte, matematica, fisica e inglese. Qual è stata la più facile e qual è stata la più difficile per te? Sicuramente matematica, dato che non sono molto portata per le materie scientifiche, e la più semplice per me personalmente è storia dell'arte. Sì, la più semplice è arte o greco e la più difficile è matematica. Hai rovinato tutto. E le prime 2 prove come erano andate? Soddisfatti? Io diciamo soddisfatta del tema, speriamo bene, e anche della versione fortunatamente non molto complicata. Sì, anche io la penso come lei, cioè è andata meglio di quanto mi aspettassi, fortunatamente. Ora con l'orale come siete? Pronti? Io abbastanza, mi manca italiano da ripassare dato che ho molti autori in arretrato, però il resto spero di essere abbastanza sicura. Io sono l'ultimo quindi ho ancora tempo che arrivi l'8 luglio riesco a prepararmi per tutto, spero di prepararmi bene.